Presidente, oggi la festa dell'ANIOC con nuovi soci, tante premiazioni e anche il premio speciale al dottore Locurto. È la 10ª festa dell'ANIOC, sono solo 10 quelle che siamo riusciti a numerare e chiamando le feste, ma prima ancora erano avvenute altre importanti riunioni. E soprattutto quello che è importante è che in questa serata, dove abbiamo potuto consegnare a diversi soci gli attestati di partecipazione e non ultimo al prefetto di Agrigento, che è diventato nostro sesto socio d'onore. E la cosa che riempie ancora molto di gioia la mia persona e quella di tutti i soci e del direttivo è che a conseguire il titolo di cavaliere sono altre 3 persone belle che da anni sono nostri soci. Il commendatore Costantiniano, che non era cavaliere della Repubblica, il dottore Grandinetti, e poi ancora il professore Pippo Crapanzano, che ha meritato tantissimo questo titolo, soprattutto per quello che lui si spende quando parla delle foibe, quando parla dell'Istria, quando parla di ciò che abbiamo perduto in modo veramente dopo la seconda guerra mondiale. E ancora la notizia che stamattina ho avuto è che il comandante Vendriglia e anche lui è riuscito ad essere cavaliere della Repubblica per quello che lui ha fatto nella campagna di sensibilizzazione dell'ambiente e nel sociale. Lui adesso si trova a Ravenna, quindi lo salutiamo e siamo contenti di queste 3 nomine che il Capo dello Stato ha voluto dare a 3 soci. Oggi alla festa dell'ANIOC è stato nominato cavaliere, anche lei fa parte dell'associazione. Per me è un grande onore essere annoverato nella famiglia dell'ANIOC, quindi socio onorario, quindi questo vuol dire che ancora cresce di più l'impegno che devo profondere per questo territorio, non solo nella funzione di prefetto, ma anche di componente di questa associazione, che non solo rappresenta tutti coloro che sono stati insigniti con benemerenza cavalleresche, ma soprattutto per coloro che ne fanno parte e che si spendono per questo territorio. Io sono profondamente onorato di questa benemerenza e poi soprattutto devo ovviamente evidenziare, come ho fatto nel mio saluto in questa serata, l'associazione che si spende per questo territorio, l'associazione che molto spesso va incontro alla collettività, un'associazione che ha svolto attività benefiche, quindi non solamente rappresenta tutti gli insigniti, ma soprattutto svolge un lavoro sociale qui ad Agrigento e in tutta la provincia. Aldo Locurto oggi ha ricevuto il premio ANIOC 2025 a testimonianza della sua attività che lei ha svolto come medico socialmente utile in varie parti del mondo. Sì, volevo ringraziare per questa onorificenza che ho ricevuto e che, come dicevo prima, vorrei condividere con quei colleghi meno fortunati di me che sono nelle aree di guerra e che sono costretti spesso a fare interventi impegnativi come amputazioni, cesarei, senza nemmeno avere l'anestesia. A volte l'anestesia è costituita da un banale fazzoletto, un pezzo di stoffa da fare stringere tra i denti al malato, e quindi è qualcosa a cui non siamo assolutamente abituati a vedere. Nello stesso tempo però io penso anche ai miei momenti di difficoltà, nelle volte in cui io sono stato nel terzo mondo e mi è toccato curare con pochi mezzi, cercando di risparmiare il più possibile i medicinali, usando le medicine del posto, le piante medicinali, perché questi popoli utilizzano da secoli le loro piante. La cosa grave è quando stanno per finire le medicine e arrivano magari due mamme con 2 bambini con la polmonite e io ho solo un antibiotico per salvarne uno dei 2. Quindi in quel momento veramente vorrei avere un bottone per sprofondarmi, perché non so cosa fare, devo essere io a decidere della vita
della sopravvivenza o della perdita di un neonato, di un bambino. Sono contento di essere tornato ad Agrigento, che è la terra dove io sono nato e cresciuto. Sono nato a Naro, ho cresciuto ad Agrigento, ho fatto il liceo Empedocle e poi però ho un vuoto di oltre 40 anni in cui ho studiato medicina a Pavia e poi ho fatto il medico in Brianza per circa 50 anni, però a metà servizio, cioè per metà tempo durante l'anno, 6 mesi all'anno, ho fatto il medico di famiglia, gli altri 6 mesi in oltre 25 paesi. Il paese che ricordo con maggiore pathos, sofferenza, è stata l'India con Madre Teresa di Calcutta, dove io ho trascorso dei periodi in cui operavo i lebbrosi, ma prima ancora di curare i lebbrosi lei mi ha quasi obbligato a curare i moribondi, insegnandomi che anche se un malato non è guaribile, però è curabile, bisogna stare accanto a lui fino all'ultimo istante, mentre noi medici siamo abituati che quando non c'è più nulla da fare allarghiamo le braccia e affidiamo il malato al prete che viene a dare l'estremunzione. Ma io sono contrario a tutto questo, nel senso che va bene il prete, però il medico fino all'ultimo respiro deve stare accanto ai moribondi.